mattina verso le 12:30 un principio di incendio ha coinvolto un furgone nel quartiere di Borgo San Giovanni a Chioggia, causando momenti di preoccupazione e problemi di traffico. Nonostante il veicolo non abbia preso fuoco, continuava a emettere una notevole quantità di fumo denso. Apparentemente alcuni volontari che hanno procurato gli estintori dal vicino distributore, apparentemente sembrava che non si dovesse spegnere e il fumo continuava. Poi sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco con due mezzi che hanno faticato non poco per estinguere completamente il principio di incendio e il fumo ha cessato. È intervenuta anche la Polizia di Stato con due agenti che ha regolato fortunatamente il traffico. Sapete che Borgo San Giovanni è particolarmente trafficato e appunto con la tempestiva azione degli agenti ha permesso di evitare ulteriori disagi. Il furgone poi è stato recuperato dal mezzo di soccorso attorno alle 13:30 ed la situazione è stata riportata alla normalità. C'è stata anche una breve diretta dell'accaduto che è stata trasmessa sul canale di Chioggia Azzurra, che ha documentato gli interventi e l'evoluzione della situazione. Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM, per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'Isola Saloni a Chioggia. Dunque, come potete vedere dalle immagini, il fenomeno, chiamiamolo così, io direi la maleducazione proprio e la irresponsabilità di tanti nostri concittadini, invece di diminuire, aumenta sempre di più. E mi riferisco agli abbandoni che in continuazione vengono abbandonati materassi, frigoriferi, materiali vari sulle varie isole ecologiche. Veritas, proprio sulla scorta del fatto che siamo nella località turistica e quindi non si vuole lasciare vedere il degrado, hanno messo, diciamo, in attività più equipaggi in modo tale da, proprio come che c'è qualcosa, di toglierlo, e questo fenomeno invece di diminuire aumenta, perché come vedono che puliscono, questi tranquilli buttano un'altra volta. E il classico caso è quello che sta succedendo tra l'altro lì alla casa del pescatore, dove alcuni hanno occupato 4 appartamenti e tranquillamente ogni giorno, ogni 2 giorni prendono, gli operatori faticano a tenere tutto in ordine e questi prendono e abbandonano la cosa lì. Ma non c'è solo lì, c'è un po' dappertutto. Gli ispettori ambientali anche agiscono, ma ricordiamo che sono in estrema difficoltà perché ogni volta rischiano le botte, parliamoci chiaro, e purtroppo la legge non li tutela. Ricordiamo, c'è un video che gira in questi giorni che abbiamo pubblicato, dove gli stessi carabinieri di fronte a persone violente che sono abituate a fare quello che vogliono e sembra che siano immuni da qualsiasi denuncia, quindi figuratevi se le forze dell'ordine si trovano in difficoltà, poi provate a pensare come si trovano gli ispettori ambientali. Quindi questa cosa ci costa 600.000 euro all'anno. Quindi i vari consiglieri comunali che giustamente criticano Veritas, giustamente perché voglio dire, si cerca di vedere se si può comprimere, giustamente fino a un certo punto ovviamente, non mi riferisco a un intervento sbagliato che è stato fatto qualche settimana fa in consiglio comunale in maniera imprudente, ma mi riferisco al fatto che più volte si è dichiarato che i costi per lo smaltimento di rifiuti potrebbero essere compressi, cosa che in tutta Italia le aziende destinate appunto allo smaltimento dei rifiuti non riescono a fare, e questo qua è un costo maggiore. Quindi non lamentiamoci se poi arrivano le bollette da Tari e aumenta sempre di più, e ringraziamo questi sciagurati che fanno quello che vogliono.
Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia. Avete sentito, 600.000 euro costa il recupero del rifiuto abbandonato, ingombrante generalmente, gli incivili sono tanti, meno comunque delle persone che invece una coscienza civica ce l'hanno e conferiscono all'ecocentro tutto ciò che possono, anche per quanto riguarda gli ingombranti. Ricordiamo, e lo faremo ancora, che per andare all'ecocentro con gli ingombranti e consegnarli senza pagare nulla basta essere un privato cittadino e recarsi con una bolletta pagata di Veritas. C'è chi ha cambiato l'arredamento di tutta la casa senza pagare nulla, portando tutto quanto all'ecocentro per il ritiro del rifiuto e senza invadere l'ambiente con la propria immondizia. Sapendo che oggi si sarebbe parlato del costo che ha il recupero del rifiuto ingombrante, abbiamo fatto un giro nel Parco degli Orti, laterale via Foscarini, dove è tipico trovare rifiuti ingombranti di ogni genere abbandonati e non ci si è smentiti neppure questa volta. Una conferma che Veritas passa a ripulire l'avreste guardando i vecchi video. Ogni volta che andiamo segnaliamo l'abbandono di qualcosa ed è sempre materiale diverso. Abbiamo descritto sulla diretta che abbiamo fatto sul posto ciò che abbiamo trovato e quello che ci ha stupito non sono stati i frigoriferi, i materassi, i pezzi di mobile, le persiane, i vasi vuoti di pittura, gli scarti di edilizia. Sono state le conchiglie. È stato rovesciato un carico di gusci vuoti di conchiglie in 3 tranche, in più punti, e le più recenti puzzavano ancora. Ci siamo chiesti quindi se si trattasse di scarti di una qualche lavorazione. I gusci però appartenevano a più specie diverse, misura diversa, tipologia diversa, morfologia diversa. Non sembravano quindi neanche essere gli scarti di qualche ristorazione. Ci chiediamo quindi chi possa aver prodotto un simile rifiuto così inusuale per il Parco degli Orti, decidendo poi di andarlo a buttare proprio là. Abbiamo fatto caso invece di un'altra location in via Morosini questa volta, apparentemente non abbandonata ma un campo sembrava lavorato, la presenza di nylon non integri ma tagliati come se ci fosse passato sopra un qualsiasi macchinario. La nostra logicamente è solamente una supposizione. Vedendo il nylon a pezzi, la terra regolarmente lavorata, ci è venuto da pensare questo, che il nylon non fosse stato tolto e che ci si fosse passati sopra con qualche fresa, tranciaerba o materiali simili, attrezzi simili. Ma questo non farebbe altro che velocizzare lo sminuzzamento della plastica trasformandola in microplastica, quindi in particelle così piccole che non solo possiamo mangiare, anche involontariamente, ma anche respirare. Tutto a discapito della nostra salute. Ci chiediamo invece purtroppo le videotrappole che fine abbiano fatto. Nel programma elettorale, e l'ho qui davanti a me, sezione ambiente, servizio Tari, le ultime righe qua dicono stop a discariche abusive e conferimento fuori bidone e ingombranti, anche attraverso la videosorveglianza. Ora, se quell'albero che c'è nel Parco degli Orti in quella zona potesse parlare e raccontare i numeri di targa dei vari furgoni e macchine che si sono susseguiti a portare l'immondizia su quel posto, metterebbe nei guai un sacco di persone. L'albero logicamente non può parlare, una videocamera potrebbe farlo. Noi attendiamo. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza va bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca. Dopo quasi un anno che l'amministrazione viene sollecitata da CTV a preparare un piano di rimodulazione del servizio,
e a fronte dell'imminente scadenza che ci sarà fra qualche giorno di, tra virgolette, interruzione del servizio di trasporto urbano già fortemente in difficoltà, sembrerebbe che qualcosa si muova, e in maniera non ufficiale abbiamo saputo che Arriva Veneto, che a oggi si è dimostrata un'ottima società di trasporti, avrebbe risposto a una richiesta dell'amministrazione comunale e in via così di prova comincerebbe a fare il servizio diciamo nei prossimi giorni. Ovviamente tutto questo dovrà comunque essere svolta la gara, bisognerà vedere se ci saranno altri soggetti disposti a concorrere con diciamo, un trasporto urbano come quello di Chioggia, che è una situazione abbastanza un po' difficile, quindi sotto tutta una serie di punti di vista, di aspetti, e ci permettiamo, ma col cappello in mano, di ricordare che i trasporti urbani vengono utilizzati dalle categorie più deboli della città, della società, quindi anziani, disabili, persone che non hanno modo di avere dei mezzi propri per andare a lavorare o cose del genere, e quindi chi sta gestendo questa cosa speriamo che si renda conto che non è solo una situazione meramente economica, ma è anche di importanza diciamo sociale, e tra l'altro comunque anche da un punto di vista economico, se i trasporti pubblici funzionano, funziona anche tutto il resto. Quando i trasporti pubblici non funzionano, oltre ad essere un disagio enorme per gli anziani che non si possono muovere, non possono andare in ospedale a fare le visite, gli studenti, adesso la scuola è finita, ma quando ricomincerà ci saranno problemi enormi se non viene risolto questo problema, e tutte altre cose di cui abbiamo parlato spesso. Quindi c'è questa novità all'orizzonte, francamente, così in maniera assolutamente personale, auspichiamo che veramente Arriva Veneto riesca a aiutare questo comune, e ci asteniamo da altri commenti. Sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Il rumore. Sentite il rumore delle auto che passano in Corso del Popolo. È lo stesso che si avverte sul tratto del lungo Lusenzo che va dal traghetto al Mosella. Sono le pietre della pavimentazione quasi tutte staccate, non sembrano avere più aggrappaggio e a ogni macchina che passa si spostano. Alcune non sono più livellate, sembrano sprofondare, altre spuntano per uno spigolo, pericoloso per chi va in bici ma pericoloso per tutte le ruote che lo incontrano. Come quella del lungo Lusenzo, la pavimentazione anche qui sembra essere trascurata. Nonostante in Corso del Popolo si vedano spesso operai all'opera, essi si limitano a sistemare l'area dove hanno lavorato, ma l'area in cui si dovrebbe intervenire è ampia ed è una tra i vari desiderata di chi vorrebbe una città in ordine, inclusa la pavimentazione delle strade. Quella che continua ad essere una vera e propria spina nel fianco, invece, in quanto i soldi ci sono ma non vengono utilizzati, è il tratto del lungo Lusenzo, quello che va appunto dal traghetto al Mosella. Per il Corso del Popolo si spera non si debba attendere altrettanto, almeno per un controllo nei punti in cui la situazione sembra essere più urgente. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.